Raccontiamo le cose come stanno, perché poi io mi rendo conto che ci sono alcune forze politiche che, come dire, sbandierando fatti e inesattezze pensano di avere un po' più di consenso. Allora stiamo ai fatti. Durante i 5 anni di governo centrodestra, dal 2008 al 2013, nel comparto sicurezza sono stati effettuati tagli per 3 miliardi e mezzo di euro. Dal 2013, quando è andato al governo il Partito Democratico, ad oggi sono stati investiti nel comparto sicurezza 7 miliardi. Quindi abbiamo non solo recuperato quello che era stato tagliato dal governo di centrodestra, ma abbiamo aggiunto risorse. Dove le abbiamo messe queste risorse? 1. Sistemare i tetti stipendiali delle forze dell'ordine. 2. Assunzioni a ruolo nelle forze dell'ordine. 3. La sistemazione delle carriere delle forze dell'ordine. 4. Mezzi, infrastrutture moderne a disposizione delle forze dell'ordine. 5. Corsi per professionalizzare gli addetti alla sicurezza. Abbiamo messo 2 miliardi nel cosiddetto piano periferie, perché il disagio che raccontava giustamente il sindaco si annida anche nella difficoltà dei centri urbani e delle periferie di gestire le tensioni sociali. Siamo intervenuti in maniera radicale su alcuni reati in particolare, li cito a titoli, poi se volete ci entriamo nel merito. 1. Il codice antimafia. 2. Gli ecoreati. 3. Abbiamo fatto il codice anticorruzione prevedendo pene più severe e l'allungamento della prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione come corruzione, concussione, promessa indebita a dare pubblica utilità. Abbiamo fatto una serie di interventi che non solo hanno rafforzato il settore e le forze dell'ordine, ma hanno anche inasprito le pene per i reati più fastidiosi, tanto che negli ultimi 5 anni il numero degli omicidi è calato da 600 a 400, il numero dei reati cosiddetti violenti, la rapina, il furto, si è ridotto di oltre 400.000 unità, cioè stiamo parlando che dal punto di vista statistico del numero dei reati in questo paese si sta meglio di 5 anni fa. Allora il tema è che ci sono le forze dell'ordine da un lato e la magistratura dall'altro, quindi non dico neanche il governo del PD, forze dell'ordine e magistratura che meritano rispetto. Invece vengono raccontati i magistrati come se fanno uscire delinquenti perché si divertono a far uscire delinquenti e le forze dell'ordine come se in questi 5 anni non avessero investito e fatto un lavoro importantissimo nella formazione e nei mezzi con i quali fanno le azioni. Dunque, se volete continuare a parlare alla pancia del paese, a dire che c'è la gente con la pistola che vi aspetta sotto casa, fatelo. Magari avrete anche qualche voto in più. Io cito dati e i 7 miliardi li ha messi il governo di centrosinistra. I 3 miliardi e mezzo nel comparto sicurezza l'ha tagliato il governo di Silvio Berlusconi e della Lega Nord di Bitonci.